Buon pomeriggio a tutti, bentornati allo spazio settimanale dedicato agli edifici in legno, progettazione, esecuzione, costruzione, con cui appunto ci dilettiamo da diversi mesi, dall'inizio dell'anno. La prima parte dell'anno è stata dedicata ad approfondire dettagli specifici del costruire in legno, quindi la resistenza al sisma, la resistenza al fuoco, la durabilità e quant'altro. Nelle ultime settimane abbiamo voluto contattare dei professionisti con cui abbiamo da tempo degli ottimi rapporti e che appunto dedicano la maggior parte, se non la totalità del loro tempo professionale proprio agli edifici in legno, che quindi hanno acquisito delle conoscenze che abbiamo voluto, che vogliamo condividere con tutti voi. Ci siamo dedicati nelle scorse settimane a trattare edifici nuovi, ristrutturazioni e quindi un utilizzo del legno abbastanza ampio, a 360 gradi. Quest'oggi con l'architetto Andrea Zambon, che è pronto a partire, appunto vedremo sia un nuovo edificio che lui ha progettato, che anche alla fine un lavoro di restauro e di ristrutturazione molto interessante. Prima di lasciare la parola ad Andrea, io vi ricordo che potete porre le vostre domande, come al solito, tramite l'apposito strumento. Cercherò di dare voce a tutte le vostre domande. Se non sarà possibile, visto il tempo che è sempre troppo limitato, potrete insomma trovare i riferimenti dell'architetto alla fine della presentazione, la quale vi verrà fornita come al solito appunto tramite link presente in una mail che riceverete nei prossimi giorni. Bene, chiuse queste piccole indicazioni di servizio, io lascio la parola ad Andrea. Prego Andrea. Buonasera Lara, buonasera a tutti, grazie dell'invito intanto. Io prima di cominciare a parlare del lavoro per cui mi avete chiamato, vorrei fare una piccola introduzione parlando del legno in generale. Vediamo se riesco a far partire le slide. Allora, secondo me è giusto ragionare di costruzioni in legno, però è importante anche capire come l'albero può, appunto, secondo me, salvare il mondo, non solo grazie alla costruzione in legno, ma anche proprio a una coltivazione del verde diffuso nel nostro ambiente. L'albero che vedete nella foto è un albero famoso, un'autentica scultura, secondo me, si chiama Basket Tree ed è coltivato in America. Questo l'ho messo per far capire che comunque anche gli alberi sono delle forme d'arte, anche se non sono delle costruzioni vere e proprie, sono delle opere d'arte in sé, non serve costruire delle case per fare delle forme d'arte. Il legno è un materiale sostenibile perché è rinnovabile ed è riutilizzabile. Praticamente noi possiamo partire dalla materia prima e costruire l'edificio. Chiedo scusa Lara, se mi senti? Prego. Ah, Sì? scusa perché mi è sparita, e allora non sapevo se No, stavo... no, Chiedo ci scusa. sentiamo. Ok. E praticamente è importante che una materia prima possa essere riciclata e riutilizzata. Questo non è possibile se la materia prima subisce delle trasformazioni e deve essere portata in discarica. Ovviamente nel momento in cui io la vado a portare in discarica significa che non posso più riutilizzarla e secondo me non si può annoverare questo tipo di materiale tra i materiali appunto sostenibili. Il legno è un materiale ambientalmente sostenibile anche perché richiede un basso impiego di energia grigia nel ciclo produttivo. A differenza di altri materiali, tipo il vetro e il cemento, riportato qui nella slide, ha una bassa temperatura di impiego nella lavorazione. Ad esempio, quando viene portato negli essiccatoi, generalmente non superano i 50-60 gradi. Molte volte comunque il legno viene stagionato addirittura a cielo aperto. Io ho lavorato all'inizio, dicevo prima Lara, in un'azienda dove facevamo arredamento e lasciavamo stagionare a cielo aperto, protetta solo da alcune tettoie, e lasciavamo stagionare le tavole in faggio, in rovere o in noce, quello che era, per un paio d'anni, per cui addirittura non richiedeva neanche energia grigia nel ciclo produttivo. Veniva stagionato naturalmente e poi veniva lavorato per produrre i mobili che servivano.
Dal punto di vista dell'efficienza energetica, il legno è interessante per tutta una serie di caratteristiche intrinseche al materiale stesso. Tra le strutture, tra i materiali di costruzione, possiamo vedere che ha la conduttività termica più bassa in assoluto. Ad esempio il cemento armato a 2,3 watt al metro Kelvin, mentre il legno siamo a 0,13. È anche un ottimo isolante perché la fibra di legno comunque è quasi a livello dei materiali sintetici o della lana di roccia, ma il termine che a me piace di più in assoluto è la diffusività termica. Come vedete ha la diffusività termica più bassa in assoluto tra tutti i materiali che si possono impiegare nelle costruzioni. La diffusività termica è l'attitudine di un materiale a trasmettere i cambiamenti di calore e li possiamo apprezzare, ad esempio, quando tocchiamo le tavole in legno, se le sentiamo sempre calde. Questo è dovuto proprio al fatto che hanno una diffusività termica molto bassa. Più bassa la diffusività termica e migliore è il materiale dal punto di vista dell'efficienza energetica dal punto di vista estivo. Vi ho messo tutta una serie di dati, poi eventualmente le slide vi verranno passate tramite Edicom. Ma come dicevo, il legno non è interessante solo quando viene lavorato, secondo me è interessante soprattutto proprio quando è vivo, cioè quando le piante sono in piedi. E, è interessante per tutta una serie di motivi che adesso vi espongo. Ad esempio, è molto efficiente dal punto di vista della mitigazione delle isole di calore, cioè se noi riusciamo a far crescere gli alberi nelle nostre strade, nei nostri centri abitati, grazie all'ombra e al fenomeno dell'evapotraspirazione si possono ridurre le temperature nei centri urbani dai 2 ai 9 gradi centigradi. E questo fenomeno si può osservare quando noi d'estate passiamo dal centro urbano e ci spostiamo verso l'esterno, vediamo sempre che c'è una differenza di quei 2-3 gradi, cioè tra il centro città, almeno io sono di Treviso, lo provo a Treviso, tra il centro città e la periferia esterna, cioè se a Treviso ci sono 30 gradi, spostando verso l'esterno arrivo a 28, cioè anche meno, perché appunto abbiamo le zone più ombreggiate e quindi vanno a mitigare queste isole di calore che si formano invece dove è tutto cementificato. Gli alberi sono molto interessanti anche per la capacità di assorbire le polveri sottili. Ovviamente questa è una caratteristica migliore tra gli alberi a foglia larga, ovviamente, e magari tra i sempreverdi. Se noi riuscissimo lungo le nostre strade a mettere dei sempreverdi a foglia larga, sicuramente riusciremo ad abbassare il livello delle polveri sottili presenti nell'atmosfera. E gli alberi hanno danno una grossa mano anche in fatto di resilienza ambientale nei dissesti idrogeologici. Quando abbiamo le frane in montagna, ad esempio, questo è dovuto sicuramente al fatto che sono stati disboscati i boschi, oppure sono stati seminati, piantati alberi errati. Ad esempio, dove abbiamo il problema delle frane, bisogna riuscire a piantare alberi con le radici più profonde, più larghe, o dove abbiamo le zone paludose si mettono altri tipi di alberi, quindi ogni tipo di albero dovrebbe essere utilizzato per il tipo di resilienza ambientale che vogliamo apportare all'ambiente dove stiamo operando. Un altro vantaggio sulla biodiversità della flora e sull'arricchimento del verde urbano consiste anche nell'arricchimento della biodiversità della fauna. Noi ci lamentiamo molto della presenza delle cimici, delle zanzare, questo è dovuto anche al fatto che vengono a mancare i predatori naturali di questi insetti. Vengono a mancare perché ovviamente la monocultura fa sparire tutta una serie di animali che prima mangiavano le cimici o diminuivano la loro presenza, delle cimici o delle zanzare o di altri animali che possono essere fastidiosi o dannosi per l'uomo. Il verde secondo me dovrebbe essere utilizzato anche nei tetti, ad esempio ci sono dei paesi all'estero dove vogliono inserire il verde obbligatorio quando si fanno i tetti piani e il tetto verde ha tutta una serie di vantaggi. Apporta un miglioramento dell'isolamento termico dell'abitazione, ha sicuramente un effetto di abbattimento dell'inquinamento sonoro, come abbiamo visto mitiga le isole di calore, ha un effetto purificante dell'aria, delle polveri sottili
riesce a drenare le acque piovane, quindi a mitigare l'effetto delle bombe d'acqua, cioè si potrebbe pensare di sostituire i bacini per l'invarianza idraulica facendo semplicemente dei tetti verdi. Protegge le guaine impermeabilizzanti ovviamente dai raggi solari. Si è visto che hanno anche un grosso assorbimento dell'elettrosmog e, come dicevo prima, appunto presentano degli habitat per gli animali che altrimenti con le coperture tradizionali vengono a mancare. È stato fatto anche uno studio sull'azione cardiodefaticante degli alberi. Il professor Maximilian Moser dell'Università di Graz ha chiamato dei volontari e ha verificato tramite dei sensori che dormire in una camera di legno di cimolo, poi l'ha provato anche con altre specie legnose, riduce la frequenza cardiaca di circa 3500 battiti al giorno. Praticamente è circa un'ora di battiti in meno al giorno. Se noi consideriamo che il nostro cuore è una pompa che ha mediamente, si è studiato, circa 2 miliardi di battiti, uno ha 2 miliardi di battiti del cuore nella propria vita, chiaramente recuperare un'ora di battiti al giorno significa, facendo un rapido calcolo, in 80 anni di vita, dare al cuore la possibilità di battere per 4 anni in più, che non sono pochi ovviamente. Poi è chiaro che la vita di ognuno non dipende solo da quanti battiti ha il cuore, ma anche da altri fattori, però chiaramente insomma è un grosso aiuto che si porta al cuore. Scusa se ti interrompo Andrea, quindi tu hai, cioè, nella slide si vede, si parla specificamente del legno di cirmolo, però hai citato che ci sono anche altre specie legnose. Sì, ci sono anche altre specie legnose. Effetto, non deve essere proprio legno di cirmolo. Il primo, ovviamente lo studio fatto con il cirmolo, scusa, ne approfitto perché non ti vedo, ma forse è un problema mio. Io ti vedo e ti sento, forse è un piccolo problema di connessione che però... Era un problema mio, chiedo scusa. Allora, lo studio è stato fatto con il cimolo perché è uno dei legni che ha il profumo più buono. Sì, certo. E ovviamente quindi si è capito che il profumo del legno ha una grossa influenza su questo fatto di benessere. Poi sono state fatte delle prove anche con altre specie legnose, tipo è stato fatto sicuramente con il larice e con altre specie. Quindi ogni tipo di legno ha un effetto benefico. Chiaramente non tutti i legni hanno lo stesso tipo di effetto benefico. È stato anche cercato di capire su che cosa va a influire questo tipo di effetto benefico e sembra che vada a influire sul sistema parasimpatico del corpo umano e precisamente sul nervo vago, che è un nervo che abbiamo alla base del cranio, e il famoso yin, cioè lo yang e lo yin, e in questo caso andremo sul. Questo studio è stato fatto ed è stato pubblicato, per cui se voi cercate Maximilian Moser dell'Università di Graz trovate gli studi che ha fatto e ovviamente sono state fatte delle prove su diversi campioni, non è il termine esatto, su diverse persone, e si è visto che tutti rispondevano più o meno allo stesso modo a seconda del tipo di specie legnosa che veniva impiegata. Sì, mi sono perso dove ero. Allora, sì, appunto, dormire appunto in una stanza di legno naturale, dormire in una stanza di legno naturale ha sicuramente questa influenza. Nel momento in cui io vado a verniciare il legno, non ho più lo stesso tipo di influenza, proprio è stato provato, quindi se io dormo in una stanza di compensato, non ho l'influenza positiva di un legno naturale, perché manca probabilmente questo profumo che esce dal legno naturale. Quindi è sconsigliato. Ci sono sicuramente dei prodotti compatibili con questa caratteristica, però tu dici comunque non raggiungono la purezza del legno lasciato libero di essere com'è. Sì, è chiaro che se ho un pavimento ho la necessità di dare dell'olio o altro, però magari se devo fare un rivestimento o un letto, tanto vale lasciarlo naturale. Lasciarlo di legno grezzo, diciamo, ho capito, senza niente. Ok. Io a casa ho dei mobili fatti di legno grezzo, lasciati così, e sicuramente hanno anche una durata maggiore rispetto al legno trattato. Anche perché è molto importante il periodo dell'abbattimento dell'albero. Visto che ci siamo, ne parlo adesso, così.
il legno andrebbe tagliato, come ti raccontavo, io ho un piccolo bosco qui, no? Qui vicino, e ho visto che il legno andrebbe tagliato in fase di luna calante nel periodo di stato vegetativo. Quindi diciamo che io quando vado a tagliarmi la legna, ho tagliato un ciliegio quest'anno per fare dei mobili, quando vado a tagliarmi la legna taglio nel periodo di luna calante dopo Epifania. In questo modo ci sono meno zuccheri all'interno del legno e questo consente un minor movimento del legno e soprattutto il fatto che questo non venga attaccato dagli insetti. Io ho tagliato quest'albero, è ancora lì per terra e non è stato attaccato dagli insetti. Ho visto che invece se io taglio gli alberi in primavera, nel periodo in cui esplode proprio la vegetazione, eccetera, nel giro di pochi mesi gli alberi vengono attaccati dagli insetti proprio per estrarre gli zuccheri che sono all'interno e di questo ne parla anche Erwin Thoma, che è un produttore di legno austriaco, per cui si può trovare anche nei suoi libri. Quindi dormire in una stanza di legno di cimolo o di larice, insomma comunque di legni che hanno sicuramente emettono dei profumi, ho dei pezzi di larice qui sul mio tavolo, che spero che mi aiutino un po' nel contenimento dei miei battiti cardiaci. Portano un beneficio al corpo e questa è una cosa studiata. Sì, non è per cambiare ok. Inoltre è stato visto che le piante sono degli esseri sociali che si scambiano delle informazioni e questo è un aspetto molto importante se noi vogliamo creare resilienza nel nostro ambiente. Questo fenomeno viene chiamato Wood Wide Web, è stato studiato negli ultimi anni, non è così vecchio come studio. Praticamente in cosa consiste il Wood Wide Web? È una fitta trama di interazioni radicali che consentono il passaggio di molecole tra una pianta e l'altra. Si è visto che queste molecole possono contenere o degli alimenti oppure anche delle informazioni. Ad esempio una pianta madre consente il passaggio di molecole di alimento tra la pianta madre e le piante figlio, discapito di piante che non sono legate da parentela con la pianta madre. E ci sono anche si passano anche delle informazioni tra una pianta e l'altra. Ad esempio nel caso di attacco o di insetti oppure di incendio, si è visto che c'è questo movimento, è stato tracciato radioattivamente appunto questo movimento attraverso il terreno. Cosa ci insegna questo? Secondo me ci insegna che noi non dobbiamo ricondurre le piante all'interno di parchi urbani isolati, perché ovviamente le piante non possono più dialogare tra di loro se non all'interno dello stesso parco. Per cui dovremmo riempire le nostre città di piante, praticamente di alberi, e fare in modo che le radici tra di loro si possano scambiare appunto queste informazioni. Questa piantumazione globale che dovremmo fare nella pianura padana, che ormai è parzialmente cementificata, consentirebbe di migliorare la resilienza del nostro ambiente, cosa che in questo momento ovviamente viene a mancare. Certo. Ed è una cosa che può avvenire a livello planetario, diciamo, queste piante. Un po' mi ricorda il film Avatar dove c'era la pianta, però sono cose che sono state studiate, sono state dimostrate, anche scientificamente, che non è pura filosofia queste cose. Certo, certo. Questa tua introduzione ci fa anche riflettere sull'importanza del legno, non semplicemente come albero, come che appunto prende l'anidride carbonica e ci dà l'ossigeno. In realtà il ruolo degli alberi è molto più ampio, ancora prima di arrivare alla casa in legno, se vogliamo essere insomma Sì, precisi. esatto. In realtà io faccio le case in legno, però mi sento in colpa ogni volta che tagliamo gli alberi, ovviamente, perché Sì, sì. Comunque si fa, sì, speriamo che non so. Sì, vado avanti con la mia relazione. Certo. Allora, questa era un'introduzione perché mi serviva per far capire un po' perché mi sono appassionato al legno e perché cerco di utilizzarlo nei miei progetti, non solo come struttura, ma anche poi cerco di far interagire
l'in e l'out, cioè dentro casa con il fuori praticamente. Mentre fino a un po' di anni fa, sì, questa non è una prerogativa mia, cioè cerchiamo di farlo ormai tutti noi progettisti, però fino a un po' di anni fa ovviamente ciò che era fuori, ciò che era dentro, e le due cose tra di loro non interagivano. Anche se Comunque, comunque... Andrea, scusa, il tuo percorso personale che ti ha portato a specializzarti, per così dire, come progettista, come architetto, nell'utilizzo del legno come materiale da costruzione, quindi in alternativa al cemento e al mattone, parte, diciamo, come dire, non solo da una coscienza ecologica, ma banalmente dal fatto che tu ti occupavi anche di mobili, se non ho capito male, avevi una passione di questo genere. Sì, allora, nasce principalmente dal fatto che mio padre aveva fatto il falegname da giovane, lo vedevo lavorare gli arredi. Gli arredi di casa sua, una parte, sono ancora quelli che lui si era fatto 60 anni fa. Sono tutti arredi in legno massiccio che non hanno una scadenza naturale, cioè il legno massiccio, se trattato bene, cioè quindi il taglio al momento giusto, lavorato bene, vivono per sempre. Gli arredi che noi compriamo adesso, che purtroppo anch'io ho a casa mia, hanno una durata limitata, cioè fai 2 volte il trasloco e non riesci più a Sì. rimontarlo. E quindi io sì, mi sono appassionato un po' a questo, e poi anche per il fatto che sono profondamente ambientalista, probabilmente mi ha portato un po' a costruire, a cercare di limitare il famoso LCA dei materiali, quindi Certo. di impiegare materiali che hanno un LCA limitato, e mi ha portato appunto a lavorare con il legno. Poi Chiaro, c'è un materiale naturale. l'esito naturale in un qualche modo è stato il legno, ecco. Esatto. E, come dicevo, appunto, il verde è un naturale attivatore di benessere psicofisico, ne ho parlato poco fa, per cui non ci ritorno, cioè lavora sul Certo. nostro sistema parasimpatico. E nei miei progetti, adesso comincio a mettere alcune immagini di lavori che ho fatto ultimamente, cerco sempre di correlare appunto l'interno con l'esterno, cioè cerco di fare in modo, per quanto sia possibile, poi sia riuscito o meno, questo lo valuta il cliente, cerco sempre di far interagire, cioè l'interno con l'esterno, soprattutto il living, la zona dove uno vive la maggior parte del proprio tempo, cerco di fare in modo che quando uno vi si trova all'interno, cioè, si senta come essere in giardino. Questo è il progetto che vi farò vedere tra poco, e come vedete io cerco sempre di fare in modo che quando uno si siede per pranzare, lui viva il giardino come fosse, cioè viva la sala da pranzo come fosse in giardino praticamente. E cerco di portarlo anche sulle terrazze, nei tetti e via dicendo. Questi sono dei progetti che ho attualmente in corso, senza arrivare a portarlo nel bosco verticale, ovviamente, che è un altro tema. Questa è la Certo, certo. situazione dello stato di fatto che avevo dello stato di fatto prima di cominciare l'abitazione che vi vado a presentare adesso. Era un'abitazione fine anni 60, abbastanza anonima, su 2 piani, nell'immediata periferia di Treviso. Il cliente ci ha contattato per avere una casa dove potersi ritemprare e riprendere le forze dello stress lavorativo. Lui gira in auto tutto il giorno, parte la mattina alle 6 e torna la sera tardi quando non sta via. Lui aveva bisogno di una specie di casa vacanza dove proprio ritemprarsi. Per cui il progetto è stato fatto anche sulla base appunto delle richieste che lui ci ha fatto. Questo appunto è lo stato pregresso, e questa è la prima bozza di progetto. Praticamente noi siamo partiti appunto da un cuore, da un albero, che è quello che proprio poi dà, come spiegavo prima, ridà forza al nostro sistema Halloween. E abbiamo piazzato al centro del progetto un albero. L'albero dopo sì, è stato deciso successivamente, perché ogni albero va a influire su un determinato tipo di stress, cioè ogni albero ha una funzione, per cui c'è alberi che possono ridurre lo stress, alberi che portano gioia, e su questo c'è tutto uno studio, insomma, sulla base Certo, di quello. Quindi in questo certo. caso la richiesta era un albero che poi abbassasse lo stress dovuto al lavoro. E l'albero scelto in questo caso è stato un acero giapponese, perché ha proprio questa funzione di diminuire lo stress di chi lavora, ma lo stress in generale, e
appunto ci vorrebbe anche nello studio di ognuno di noi, perché in questo periodo di stress ne abbiamo subito parecchio, quindi un bel alberetto di acero giapponese. Bell'acero. E Andrea, scusa se ti interrompo prima che tu vada avanti, quindi la situazione di fatto presentava questo edificio residenziale degli anni 60, fine anni 60, che è stato abbattuto totalmente. Sì, è stato abbattuto completamente perché lui voleva una casa in legno, ovviamente. Ah, ok, quindi diciamo sì, c'era questo edificio, ma è stato abbattuto. L'albero è stato piantato, non era già presente. No, gli alberi esterni sono stati salvati per quanto possibile. Ok, e Mentre l'acero l'albero invece... centrale, l'acero no, è stato piantato appositamente e Va quello è bene. stato il nucleo del progetto. Da lì siamo partiti e abbiamo appunto, ho messo, qui si vede il nord e il sud praticamente, e abbiamo cercato di posizionare gli elementi dell'abitazione in base alla bioclimatica. Abbiamo messo appunto la zona living verso sud, la zona servizi e la cucina ad ovest e la zona notte verso est. Quello che ci interessava a noi era però di evitare che l'albero centrale rimanesse isolato dagli alberi esterni, quindi dovevamo in un certo qual modo creare un'interazione tra l'albero interno e gli alberi esterni. Dico questo perché ovviamente l'edificio che ne è stato fuori è un tradizionale edificio comunque a pianta latina, okay? Però volevamo appunto evitare come si può dire, di isolare l'albero centrale. Adesso vi spiego un po' come abbiamo fatto. Qui si vede già la pianta abbozzata, quindi questa è tutta la zona living, la sala da pranzo e il salotto, questa è la cucina. Si vede il mouse, Lara, vero? Dove lo sto segnalando. Si vede, sì. Qui c'è il garage e questa è la zona notte con a nord una piccola zona wellness. E queste svasature che abbiamo fatto servono perché praticamente la mattina quando il sole sorge da est è molto basso e quindi riesce a portare la luce all'interno della mia zona living. Se noi l'avessimo continuato probabilmente non siamo riusciti a portare la luce perché poi sì, avrebbe fatto ombra, no? Poi vi farò vedere l'incidenza solare come è stata studiata. Mentre il pomeriggio anche questa svasatura è svasato anche il soffitto, non solo la parete. Questa svasatura serve per portare la luce solare nel pomeriggio, sempre nella zona living. Questa è la pianta esecutiva dell'abitazione e questa è quella architettonica. Come si vede, la struttura è stata fatta con una parete in legno, con un cappotto esterno e una controparete interna dove serviva per far passare gli impianti. Sono stati studiati i dettagli per evitare i punti termici e via dicendo. Sì, io sono un consulente casa clima, per cui cerco sempre di portare il protocollo casa clima in ogni mia costruzione, se possibile di certificare anche il fabbricato. E questa è la pianta esecutiva. Appunto. Abbiamo lasciato questa spaccatura da nord perché appunto qui in mezzo c'è l'albero, dopo magari nelle foto si vedrà meglio. Praticamente noi aprendo questi alzanti scorrevoli, cosa creiamo? Praticamente d'estate scendono da nord i venti freschi delle montagne del nord e riusciamo a farli scorrere verso sud praticamente e a creare un microclima temperato nel giardino interno che altrimenti tenderebbe a surriscaldarsi d'estate. D'inverno invece chiudiamo gli alzanti scorrevoli e si crea l'effetto opposto di surriscaldare leggermente il giardino interno come nella casa latina tradizionale praticamente. Aprendo queste finestre, poi vedremo nelle foto, si mette in correlazione l'albero interno con il giardino esterno. Forse poi dalle foto spero di rendere meglio l'idea di quello che abbiamo cercato di fare. Qui si può vedere appunto lo studio del portico con l'incidenza solare estiva e l'incidenza solare invernale. Quindi d'inverno abbiamo un apporto solare positivo per il riscaldamento della zona living. Mentre ho cercato di segnare un po' l'apporto dei venti freddi estivi e la fuoriuscita del calore estivo. Sì. Un po'
se sono riuscito a farmi capire quello che intendevo prima, appunto, no? Sì. Quindi da nord, quella spaccatura da nord arriva il fresco, prendo gli alzanti scorrevoli, riesco a far defluire e a microtemperare il giardino interno. Quindi hai fatto un ragionamento anche bioclimatico, ovviamente, sul progetto, È la base, diciamo, un po'. Che è alla base, certo. Sì, un po' partendo dai rustici dei nostri nonni, no? Che avevano sempre l'asse est-ovest, diciamo che perché io mi sono sempre chiesto perché la casa di mio nonno fosse inclinata rispetto alla strada principale, ad esempio, che quando ero piccolo non lo capivo. Mi sembrava che fosse stata fatta a caso. Invece, Sì. siccome mio nonno coltivava, il vecchio geometra di paese gli aveva fatta bene la casa, era la strada che arrivava in modo sbagliato. Sì. E appunto, questo, se lui un giorno ho capito, cioè mi ha spiegato che se avessi inclinato la casa secondo l'asse della strada, il grano che metteva di sopra sarebbe marcito. Sarebbe E quindi era marcito. una bioclimatica che veniva naturale e che poi è stata un po' abbandonata e sconosciuta perché all'università la bioclimatica nessuno me l'ha È vero, insegnata, devo è prenderla vero. da sola, strada facendo. E adesso, insomma, queste sicuramente non sono case che riprendono i rustici una volta, non voglio dire questo, però la bioclimatica è tornata in auge ed è giusto che vada studiata perché comunque ha dei benefici sicuramente non solo dal punto di vista dell'apporto di calore, ma anche penso proprio della vivibilità interna per quanto riguarda l'apporto di luce e va a incidere sicuramente sul benessere psichico di noi. Questa è una sezione, è il dettaglio dell'abitazione, di come è stata fatta, quindi alcuni dettagli tecnici. La copertura è stata fatta in Ixlam con un isolante nella parte sopra ed è stata coperta con la ghiaia in questo caso, in questo punto particolare. E abbiamo uno sfasamento di 21 ore e una trasmittante di 0,11. Le pareti sono state fatte con il pannello Ixlam, come diceva anche il titolo della redazione, una trasmittante di 0,14 e uno sfasamento di 14 ore. E quindi sono dati decisamente buoni per riuscire a certificare una casa clima. In questo caso è abbastanza dispersiva se vogliamo la pianta, per cui non è una casa clima gold, ma si può arrivare, il calcolo fatto era una casa clima A. Ok, ma non è stata certificata, cioè non ha la targhetta, diciamo. No, dopo faccio vedere comunque il protocollo. E Andrea, scusa, volevo chiedere, guardando il tetto, prima hai parlato dell'importanza nella parte iniziale della tua presentazione dei tetti verdi. Il fatto di non averlo fatto verde è stata una scelta di voi progettisti, del committente No, che non era d'accordo, che chiaro, non è cioè, stata il scelta tetto mia, verde ma non vuol dire mettere gli alberi, ma bisogna cercare di convincere sì, i clienti, i costruttori a farlo. In questo caso poi si è optato per non farlo, va bene così. Sì. va bene così, d'accordo. Non entriamo troppo nel merito della questione, d'accordo. Una cosa importante che vorrei affrontare è il problema dell'attacco a terra, perché Certo. negli ultimi anni l'attacco a terra e i tetti piani hanno creato parecchi problemi. Siamo trovati a dover affrontare diverse volte degli interventi su lavori su lavori già fatti, dove praticamente siamo stati costretti a intervenire per sistemare delle lacune da parte della ditta che aveva costruito, del progettista, non voglio entrare in merito. E questo perché? Perché secondo me in Italia non abbiamo una norma così precisa come fa la DIN tedesca, la 68800. Per cui l'attacco a terra, ma ho visto che avete anche già fatto dei webinar dove parlavate dell'attacco a terra. Sì, ma va sempre bene ricordarci di questa cosa. È rimasto un po' terra di nessuno. Sì, Allora, io dico, se non abbiamo una norma e se non sappiamo come si fa, cerchiamo di vedere come fanno dove la norma ce l'hanno. Quindi la DIN, certo. ad esempio, dice di stare con l'attacco del legno da terra almeno 15 cm sopra il livello di campagna. E questo perché? Perché per evitare le marcescenze. Se noi scendiamo troppo e magari ci facciamo anche il marciapiede contro, sicuramente lì nel tempo si formano delle marcescenze. Il Mhm. tema delle marcescenze è abbastanza sentito, tanto più che ultimamente sono sorti anche sì, parecchi problemi
su come intervenire e hanno creato anche della cattiva pubblicità sulle costruzioni in legno. Il problema non è il legno, la costruzione in legno, ma sono dei dettagli che sono stati progettati, non progettati magari, e poi realizzati male. Dopo eventualmente affrontiamo anche il tema dell'area 16, di come verificare. Sì, ti avrei chiesto questa domanda perché è un argomento abbastanza, diciamo, importante negli ultimi tempi, ovvero se esiste la possibilità di monitorare i danni causati. Se vuoi parlarne adesso, se no puoi riprendere anche più tardi. Siccome purtroppo un'attività del mio lavoro negli ultimi tempi è stata andare a verificare i danni creati da un errato attacco a terra o da un'errata copertura, soprattutto le coperture piane, ma anche alcune coperture a falde, è stato inventato un sistema di monitoraggio. Sono praticamente dei sensori che vengono applicati nei punti chiave dell'edificio, e sono dei sensori elettrici. Praticamente nel caso in cui si superi una determinata percentuale, tasso di umidità all'interno del legno, suona un allarme. Ovviamente questo è un termometro, non è che mi risolve il problema, però nel momento in cui suona l'allarme so che io devo andare a intervenire, e poi il modo in cui intervengo verrà valutato in base al tipo di danno che si è creato. Certo. E purtroppo questa invenzione, mi diceva il collega che l'ha inventata, pensava che servisse per le costruzioni vecchie. In realtà è per le costruzioni nuove, quindi questo sicuramente non va bene, vuol dire che c'è una scarsa conoscenza del materiale ancora e delle norme anche. Quindi la norma di tedesca secondo me dovrebbe essere applicata, visto che da noi non c'è una norma chiara. La verifica della temperatura è anche questa associata alla norma precedente, perché ovviamente lo sviluppo o meno della muffa, l'insorgere della marcescenza, è determinato anche dalla temperatura di impiego del legno. Le due slide che vedete, nelle due slide che vedete sono indicate due temperature. Quella temperatura lì non è la temperatura interna dell'aria o del punto interno dell'angolo della stanza, ma è la temperatura di appoggio sul cordolo in cemento del mio pannello XLAM. Come vedete, in questo caso, con il marciapiede collegato, siamo a 4,9 gradi centigradi, cioè io posto 0 gradi fuori, 20 gradi dentro, in questo punto qui ho 4,9 gradi centigradi. Questo è un programma che si può scaricare anche gratuitamente da internet agli elementi finiti. In questo caso la temperatura di appoggio dell'X è di 12,5 gradi, che sono temperature importanti da verificare perché il legno va a un diagramma di equilibrio igroscopico. Come vedete questo diagramma è abbastanza chiaro. In rosso è segnata l'umidità in cui il legno a una determinata temperatura comincia a marcire. Per cui io devo interpolare la mia umidità interna relativa, vedete, cioè se io pongo 20 gradi con 65% di umidità relativa, ho 9 gradi di umidità assoluta all'interno della stanza. A mano che la mia temperatura diminuisce, ovviamente l'umidità assoluta, l'umidità relativa, scusa, aumenta. Per cui se io devo fare la verifica della temperatura dell'appoggio del legno, vado a verificare se poi mi trovo in una di queste situazioni. Come vedete, se la temperatura è di 19 gradi e ho l'85% di umidità, comincio ad avere già dei problemi di marcescenza del legno. Quindi è importante appunto interpolare l'umidità con la temperatura e quindi bisogna farsi quella verifica di temperatura di appoggio del legno. È chiaro che non serve farlo in ogni progetto. Una volta che io ho trovato un sistema, chiaramente applico sempre quello e non devo più ogni volta andare lì. Il fatto di capire come se ci sarà marcescenza, cioè la responsabilità a chi è demandata? Dell'impresa che mette giù il pannello prefabbricato
è del direttore dei lavori, è dell'architetto che ha seguito l'ingegnerizzazione del progetto, eccetera? È un lavoro di team? Di solito poi si buttano, cioè il giudice butta dentro tutti. Dico adesso le esperienze che ho vissuto come per il tribunale. Secondo me la colpa principale è il progettista. È successo in un lavoro qui, in una scuola qui in provincia, che ovviamente è andato dentro anche il gruppo del comune, poi perché quindi è finta dentro l'impresa, il gruppo del comune, il progettista, non si è salvato nessuno. Diciamo che il progettista, secondo me, che affronta una costruzione in legno, dovrebbe essere preparato su tutti gli aspetti che riguardano la costruzione in legno. Chiaramente se poi l'impresa non rispetta gli esecutivi, va bene, allora a quel punto sarà colpa dell'impresa. Certo, quindi è molto importante che ci sia piena consapevolezza e coscienza da parte del progettista, perché scegliere di realizzare in legno non è semplicemente una scelta così stilistica, estetica, scelgo il legno anziché il mattone. Nel momento in cui si sceglie il legno ha, come dire, No, delle regole un po' diverse rispetto a sì. quello a cui siamo abituati, ecco. Però che ultimamente costruire con il legno è diventata una moda, per cui anche Sì. marketing e anche avere lavoro ovviamente. Però il legno è un materiale che ti frega, cioè se lo impieghi male Cioè, sì. detto proprio, certo, certo, infatti, ed è dimostrato da tutti questi problemi di Esatto. edifici che hanno 5 anni, 10 anni, 15 anni, insomma, che non dovrebbero avere, perché ormai si parla di questi argomenti da anni, cioè non è che stiamo parlando di legno dall'anno scorso, ecco. No, infatti. So che adesso lo stanno applicando addirittura in una scuola in costruzione, per cui voglio dire che se sorgono questi dubbi, probabilmente alcuni aspetti sono stati sottovalutati. Ma Sì, come dicevo prima, io sto mettendo il termometro, ma non so che medicina poi devo prendere, no? Cioè, è chiaro che certo, certo. è importante comunque avere un termometro che mi va a indicare, guarda che lì puoi avere dei problemi. Ok, Beh, io dico, se voi applicate la norma D, sicuramente questi problemi non li avrete. Poi anche un'altra cosa che, visto che siamo in tema, il fatto ho visto dei tetti piani con, se posso dire, no, con la fibra di legno e dopo una camera d'aria chiusa e sopra 2 o 3 camini giusto per è marcito tutto. Cioè, ah, secondo me non si può applicare lo stesso sistema a Treviso come a Bolzano o in altri posti, perché cambiano i fattori climatici, cambia la ventilazione, cambia tutto, cioè se una cosa funziona qui non ha detto funzioni lì e viceversa. quindi E la quindi, camera di ventilazione del tetto non è un obbligo ovunque, bisogna valutare allora, tutto. nei tetti piani, qui a Treviso, la camera di ventilazione sui tetti piani, ripeto, fa fatica a funzionare. Nei Ok, tetti a falla è fondamentale usarla, perché altrimenti chiaro. si creano sicuramente dei danni. Perché sento Ah, dire, ma mi hanno detto che la camera di ventilazione non serve più, no? Nessuno ha mai detto questo, anzi, la certo. camera di ventilazione è un fattore fondamentale per far vivere più a lungo la copertura in legno. Ma io lo userei anche nelle coperture tradizionali, non solo nelle coperture in legno. Sì, 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 chiaro, chiaro, ci sono certi accorgimenti che vanno oltre il legno o altri materiali, questo è chiaro, questo è chiaro. E Andrea, io avrei una domanda un po' tecnica da parte di una persona che ci sta ascoltando. Io te la pongo, eventualmente vediamo se è il caso di rispondere adesso o più avanti. Mhm. La persona chiede, al di là della impermeabilizzazione attorno alla platea, è consigliabile o obbligatoria una barriera al vapore o un freno aderente allo strato isolante sotto al radiante? Al piano terra è consigliabile mettere una barriera a vapore. Ok, quindi al piano terra è consigliabile. Va bene, Al piano terra sì, poi gli altri piani non servono. d'accordo. Ok, chiaro. Va bene. Prego, ti lascio proseguire. A questo punto c'era la scelta da parte del committente del tipo di parete da utilizzare, perché ovviamente adesso quando vengono i clienti sono informati sono 100.000 tipi di pareti, vanno a vedersi 15 fiere, ognuno presenta la propria parete come la migliore e via dicendo. Adesso io non voglio dire, cioè non c'è una parete migliore o una peggiore, eccetera. In questo caso il cliente ha scelto di lavorare con l'Ixam per una serie di motivi, però poi ci sono altre pareti, cioè chiaramente io lascio ampia libertà di scelta ad ognuno
ogni parete poi avrà un tipo di stratigrafia diversa per arrivare allo stesso tipo di prestazione. Sì, quindi non c'è una parete migliore, una peggiore. In questo caso la parete che è stata scelta da me, cioè da me col cliente e con l'impresa è stato l'Ixam, che comunque rappresentano, penso qui da noi, l'80% delle pareti ormai che vengono utilizzate. Questo è l'inizio dei lavori, è stato posato un tessuto su cui è stato adagiato il vetro cellulare, quindi si tratta di una platea calda. È stata fatta una platea, e anche se dal punto di vista della sostenibilità sarebbe meglio fare le fondazioni continue per il minore impiego di materiale, ovviamente. E è stato fatto il cordo di rialzo ed è stata posata una guaina tagliamuro, è stato posato il cordolo in larice. Il cordolo in larice ne parlo perché è abbastanza dibattuto tra chi lavora nel legno, cioè usarlo, non usarlo, eccetera. Allora io, se posso, in case da un piano, 2 piani, lo uso sempre perché mi velocizza tantissimo poi il resto dei lavori, perché si mette quello in squadra, si mette in bolla, e un conto è mettere in bolla un listello in larice, un conto è più difficoltà. Per cui con i carpentieri con cui di solito lavoro abbiamo optato per questo tipo di materiale. Devo anche dire che una volta abbiamo fatto, mi è capitato di fare un grande cantiere, ho avuto la possibilità di fare la casetta per le riunioni, la casetta di cantiere con il pannello Ixlam, e quindi abbiamo fatto le nostre prove di durabilità con questa casetta. Abbiamo messo l'Ixlam senza cordo di rialzo, abbiamo più pareti ovviamente, abbiamo fatto l'Ixlam che arrivava direttamente a terra, l'Ixlam sull'arice. Quando dopo 1 anno e mezzo abbiamo smontato la casetta, ho potuto verificare che ovviamente dove vado a posare l'Ixlam direttamente sulla platea, i segni di marcescenza erano decisamente elevati. Dove c'era l'arice, il segno di marcescenza era sicuramente ridotto, ma soprattutto in quel caso io avrei potuto sostituire il listello in larice con un altro listello e il mio pannello Ixlam sarebbe stato salvo. Ovviamente il punto dove l'arice si era salvaguardato meglio era dove c'era il cordo di rialzo, però sono tutte esperienze che le ho fatte sul campo, per cui al di là degli studi ho verificato un po' cosa poi è successo al materiale stesso. La parete, vabbè, questa è la guaina carro armato, la parete io di solito la metto a filo interno in modo da dare la possibilità di passare con gli impianti direttamente dalla leggerito sotto e salire in parete senza dover fare scansi o altro. Sì. Ho fatto la verifica ovviamente anche negli angoli dell'abitazione. Mi è saltata la slide, chiedo scusa. Sì, la verifica l'ho fatta anche negli angoli dell'abitazione, proprio per verificare cosa succedeva, in modo da non avere problemi di marcescenza, soprattutto nelle pareti verso nord. Quindi sempre una verifica degli elementi finiti. Poi ripeto, dopo 4-5 case più o meno, insomma, poi si può dire che gli aspetti si ripetono, per cui insomma non è che si deve ricalcolare ogni volta. E questo è appunto l'inizio della costruzione in elevazione. È importante, prima di mettere le staffe di fissaggio, applicare il nastro di tenuta all'aria tra il pannello e la fondazione, perché ovviamente salendo rispetto al massetto con il cordo di rialzo, potrei avere una fuoriuscita di aria e quindi una dispersione termica attraverso le giunzioni tra il pannello e la fondazione. E oltre alle dispersioni termiche potrei avere anche la formazione di una condensa interstiziale che col tempo può andare a far marcire il legno stesso. Sì. Questo è il giardino interno, appunto, che sta in costruzione. E questo è il fabbricato nel momento in cui sono stati posati gli impianti. È stato chiesto da parte del cliente, è stato scelto di fare un impianto con radiante a pavimento di caldo e freddo e con la ventilazione meccanica. E qui si può vedere che l'acero era già stato posizionato per definire la casa. Queste sono foto del fabbricato in via di ultimazione dei lavori. Andrea, scusa se ti interrompo, ma hai parlato prima di VMC.
cioè utilizzare cioè è consigliabile la VMC in un edificio in legno o non necessariamente? Cioè questo era una voglia di comfort maggiore del committente? È una cosa che consigli? Allora, la VMC prevederebbe un webinar a parte, no? Perché Beh, sì, chiaro, chiaro, chiaro. io la inserisco sempre nei progetti perché è fondamentale. Allora, gli edifici sono a tenuta stagna ormai, perché poi si fanno le prove di tenuta all'aria, prove di test, via dicendo, per cui non avendo dispersioni d'aria rischio di avere dentro un'aria molto viziata. Quindi dal punto di vista della salute, soprattutto, è fondamentale. Quindi primo, la salute. Secondo, anche il discorso del risparmio energetico, perché un conto aprire una finestra per entrare aria a 0 gradi, un conto avere la ventilazione meccanica che fa entrare l'aria a 16 gradi, se dentro ne ho 20 e fuori ne ho 0. Per cui sicuramente dà dei vantaggi numerici elevati. Inoltre, a questo proposito, mi viene in mente, in autunno mi hanno chiamato per una verifica in una villa molto importante qui in provincia. Mi ha chiamato un mio caro amico impresario che gli utenti di questa villa avevano un problema, avevano l'arrossamento agli occhi, tosse, no? E praticamente hanno trovato che c'era troppa formaldeide, una concentrazione di formaldeide troppo elevata all'interno dell'abitazione. E subito hanno dato colpa alla struttura in legno dell'abitazione, ovviamente. La cosa mi pareva strana, per cui poi non sto qui a spiegare tutto, sono stati fatti gli approfondimenti, ma la formaldeide era dovuta agli arredi interni, a una concentrazione di pannelli così elevata di similegno, diciamo, non di legno, che avevano tutti certificati, però troppi pannelli, cioè il singolo pannello può essere certificato, ma una sommatoria di pannelli mi manda i della formaldeide fuori per fuori. La soluzione qual è? Praticamente l'unica soluzione che ho trovato è stata quella di proporre in una villa nuova, mancava la ventilazione meccanica, è stata quella di proporre dei sistemi puntuali di ventilazione meccanica per creare dei flussi tra le varie stanze in modo di abbassare appunto questi livelli. E appunto per avere una salvaguardia igienica degli ambienti non vedo altra via se non l'utilizzo di una ventilazione meccanica in un certo modo. Per cui va bene il discorso di risparmio energetico, ma la ventilazione meccanica per la salute è fondamentale, secondo me. Certo, indipendentemente poi dal legno, insomma, dal fatto che si tratti di un edificio in legno o di altro materiale. Sì, sì. Anche perché poi sono gli arredi che fanno la differenza. Perché la pressione è quasi da noi, diciamo che a parte luglio e agosto, forse è sempre più alta dentro casa e più bassa fuori. Per cui tendono verso l'esterno le eventuali colle che utilizzano, i materiali, eccetera. Ammesso che poi un pannello Xan sia o meno sostenibile, visto che poi comunque lo devo portare in discarica, però questo è un altro discorso. Questo è un altro webinar. Sì, però sarebbe bene approfondire anche questo discorso perché tutti poi dicono le case in legno sono sostenibili, è mica vero. Cioè, sì, andrebbe fatta in un certo modo poi la casa in legno. Certo, certo, Quindi, è faciloneria, insomma, risolvere così la sostenibilità. no, infatti. E quindi bisogna stare molto molto attenti agli arredi poi, perché appunto, dicevo anche prima, c'è mio padre, c'è ancora buona parte dell'arredo che ha fatto lui, senza colle né vernici, eccetera. Se poi noi compriamo compensati o trucciolari, eccetera, sappiamo che dentro c'è di tutto e in più sono comunque dei materiali da portare, dalla scarsa durata da portare in discarica e che hanno emissioni VOC. E vado avanti con la presentazione perché vedo che Prego, facciamo tardi. Questo è l'edificio in via di definizione. Questa è l'apertura che abbiamo creato a nord proprio per creare l'afflusso di aria fresca da nord d'estate e questo è il giardino interno. Il giardino interno con le vetrate a vista, quindi praticamente io ho la visuale del giardino esterno alla casa ed interno, oppure posso anche crearmi un giardino privato all'interno dell'abitazione abbassando le tende. Questo giardino è visibile da ogni stanza dell'edificio, ovviamente perché è fondamentale, questo è il famoso acero che riduce lo stress, o almeno che dovrebbe ridurre lo stress.
questa è l'interazione di cui vi parlavo tra il giardino interno e il giardino esterno. Appunto, io, sia che stia mangiando o che sia seduto nel divano, mi sembra in questo modo di essere sempre all'esterno praticamente. Cioè, se apro i miei alzanti, vedete, sì, mi sento parte del verde che mi circonda. Spero che rendano un po' l'idea le foto, insomma, che ho messo. Certo. Anche perché sono linee molto minimali, ecco, non ci sono, cioè anche gli oscuranti sono sì, danno l'impressione di essere, insomma, non ci sono così dei montanti pesanti. torpelli inutili, ecco. Esatto. E questa è la vista dal divano, praticamente. E questa è la solatura, l'ho messa perché si vede l'ombra del sole, praticamente, che mi porta la luce dentro la mattina. E anche il soffitto è leggermente inclinato in modo da favorirmi questa penetrazione della luce, perché anche la luce, oltre al verde, ovviamente apporta i suoi vantaggi Certo. di benessere psicofisico. Questa è la vista dall'alto dell'edificio, dove spicca appunto, cioè visto dall'alto così sembra proprio un monolite, invece poi da dentro si vede che è proprio tutto aperto l'edificio verso l'esterno. E questo, mi piace questa immagine perché si vede proprio l'acero giapponese, bella vista. Quindi quelli che si vedono sono pannelli fotovoltaici, quelli che si vedono, il solare termico e il fotovoltaico. Sì. Poi, vabbè, a Treviso siamo obbligati a mettere sia il solare termico che il fotovoltaico. A volte non ha senso mettere il solare termico, ovviamente, però è una norma per cui la dobbiamo utilizzare e si usa. E questa è la zona wellness. Mi è sparito il mouse. Questa qui è la zona wellness verso nord e questa è la sala da pranzo. Questi sono altri lavori che ho fatto dove era per far vedere un po', insomma, ho sempre cercato di mettere in relazione l'interno con l'esterno, cioè in tutti i miei progetti si vede questa relazione tra il living e la zona esterna. E questi sì, sono altri edifici appunto dove ho cercato di mettervi le foto per far percepire appunto questa relazione. La volontà di collegare l'esterno con l'esterno. Ok. Esatto. Sì. Questo edificio qui è stato certificato Casa Clima Oro da poco, ad esempio, quindi è un edificio che non consuma quasi niente, tra l'altro, e il rivestimento è in larice naturale. Benissimo. Vabbè, vado avanti veloce perché ho visto l'orario. Però ho due domande da porti che appunto hanno posto a loro volta gli ascoltatori. Sono due domande un po' tecniche sull'edificio in legno di cui hai appena parlato. La prima è: la barriera al vapore va posata al solaio del piano terra anche con la VMC? Anche con la VMC, cioè non ho capito bene la domanda, ma cioè, se c'è la VMC comunque, allora la barriera al piano terra si esatto, probabilmente il dubbio è se c'è la VMC, sì, prego sì, scusa. non cambia nulla, l'importante è comunque non mettere barriere a vapori sulle pareti o sul tetto, che allora diventa un po' più complicato gestire i flussi di traspirazione dei materiali. Ovviamente se io su una parete in legno ci metto una barriera a vapore, nel momento in cui vado ad applicare un chiodo per mettere un quadro, so che lì vado fuori alla barriera a vapore, per cui ho un grosso passaggio di umidità. Ma si potrebbero creare dei danni. Grosso passaggio di umidità abbinato magari a un abbassamento della temperatura di quel punto, posso creare dei danni. Per cui nelle pareti, nel tetto, è sempre bene lavorare con dei freni di vapore, delle membrane traspiranti, non con delle barriere a vapore. Va bene, va bene. La seconda domanda: il cordolo di rialzo nelle pareti portanti interne non dà fastidio per il passaggio degli impianti nella controparete? Bisogna progettare gli impianti prima e lasciare i passaggi a priori. E va bene. Sì, di solito quando si fa il progetto si fa anche quello degli impianti, dove si prevede il passaggio degli impianti, si lascia già il tubo per far passare all'interno l'impianto. Ok, anche perché il grosso del progettare con il legno è anche spostare tutte queste questioni
nella parte progettuale, o no? Sì, sicuramente la parte progettuale è più lunga, però dopo si diminuisce il tempo di realizzo. Il cordolo di rialzo interno è più complicato per un altro aspetto, non per gli impianti. Cioè, se io voglio avere una parete a vista che arriva a appoggiare sul cordolo di rialzo, ovviamente lì il cordolo di rialzo deve essere fatto più basso. Ma allora lì può risolvere perché comunque io ho la mia platea a casa e quindi non posso avere nessun tipo di ponte termico. Il ponte termico ce l'ho sicuramente quando il cordolo è esterno, ma se io ho una parete che è interna non ha uno scambio di calore con l'esterno, quindi il problema è attenuato. Questo è il problema principale di cordoli di rialzo interni. Se invece ho le contropareti non c'è nessun problema a fare anche i cordoli interni. D'accordo. Ti faccio proseguire, prego. Sì, volevo solo far vedere un attimo questo lavoro che è la porta d'ingresso da nord della città di Treviso, perché è stato un grosso input e una grossa scuola per approfondire le tematiche riguardanti le marcescenze e i dettagli da degrado del legno. Questa è una porta dei primi anni del 1500-1517 e praticamente è tutta rivestita da pannelli di piombo. E quando è stato fatto il restauro, non si pensava che la porta fosse così degradata perché da dentro sembrava abbastanza sana. In realtà, quando abbiamo dovuto metterci in mano, siccome non me la sentivo neanche io di mettere in mano a un manufatto così importante, ho chiamato il professore emerito Angelo Funes Nova per un piccolo consulto presso la porta per chiedere intanto la specie legnosa perché era completamente annerita e non volevo sbagliare specie legnosa e per capire un po' come affrontare il tema. Lui, io ci sono stato dentro, sì, ore e ore, lui è entrato, in 2 minuti mi ha detto la specie legnosa, mi ha detto cosa dovevo fare e quindi bisogna insomma affidarsi poi a delle persone che sono, nel restauro sono sicuramente cioè, hanno delle conoscenze molto più rispetto a noi progettisti. In questa porta ho potuto affrontare tutte le tematiche che generalmente in una casa poi si possono ritrovare, quindi l'attacco dei funghi, l'attacco degli insetti, le infiltrazioni d'acqua, muffe e quant'altro. Quando abbiamo tolto il manto in piombo, abbiamo visto che la statua sopra stava praticamente crollando a terra da 20 metri di altezza perché all'interno si era formato un nido di formiche rosse, profondo 1,20 m, si può anche vedere. Praticamente né io né i carpentieri né il sovrintendente capivamo perché questa statua sopra si muoveva, no? Non capivamo, pensavamo che ci fossero delle infiltrazioni d'acqua. Non erano arrivati i fondi per poterla togliere questa statua, ma abbiamo aspettato. Quando abbiamo tolto la statua siamo rimasti appunto estasiati da questo mega nido di formiche rosse che praticamente si erano create la loro piccola casa clima in cima a questa porta. Erano lì perché non ci sono rumori, gli insetti odiano i rumori e quindi lì non c'erano rumori. Hanno trovato l'ambiente ideale perché poi il legno comunque è anche un materiale isolante. E quindi da sopra questa porta scendevano, andavano fino a terra, cercarsi il cibo e poi se lo riportavano su tutti i giorni da centinaia d'anni probabilmente. E appunto in questa porta abbiamo trovato appunto attacchi delle formiche, delle api, poi c'erano attacchi di minotteri vari e soprattutto delle muffe. Quindi è importante capire che non c'è solo il problema delle muffe, ma quando lavoriamo con il legno dobbiamo stare attenti appunto che ci sono anche animali che possono, ci sono i roditori che possono mangiare il legno, via dicendo. Per cui cioè bisogna studiare il progetto perché sia verificabile quello che noi stiamo costruendo, perché non si sa mai da dove può arrivare l'attacco, sì, che va a degradare il legno praticamente stesso. Quindi nel piano di manutenzione va posta una determinata attenzione a tutti i punti critici che ci possono essere all'interno dell'edificio. Ci sono anche delle colonie di termiti adesso in alcune zone, anche lì in Friuli ci sono delle colonie di termiti, e per cui insomma
ad esempio la termite odia la luce, per cui basta portare le parti di legno alla luce e non attaccano più il legno, però le termiti sono tra i più grandi costruttori in assoluto del pianeta, perché creano queste incredibili colonie che si autoraffrescano all'interno proprio grazie alle canalizzazioni che riescono a creare con l'aria e via dicendo, per cui insomma dagli insetti c'è da imparare tantissimo per lavorare col legno, per cui secondo me cioè, imparare come l'insetto attacca il legno aiuta anche a capire come poi preservarlo e aumentare la durabilità del legno stesso nel corso degli anni. Io in realtà mi fermerei anche qui, Lara, se tu sei d'accordo, che non Sì, vorrei... va bene, se non hai altro da aggiungere in merito a questa No, esperienza, ma quindi alla fine avete dovuto pulire tutto, via tutti questi animali, cioè abbiamo, nonostante abbiamo quest'oasi praticamente da WWF che si era creata nel corso dei decenni e dei Abbiamo messo secoli. 6 mesi a fare questo lavoro, abbiamo smontato pezzo per pezzo e ogni pezzo, c'erano due carpentieri bravissimi qui che lavoravano, ogni pezzo è stato sagomato su dei tavoloni in larice, a matita proprio hanno sagomato e l'hanno sostituito con quello troppo degradato. Alcune parti sono state semplicemente pulite e Ok, riposizionate, altre sono state recuperate con la resina. Diciamo che tutto quello che è possibile fare sul legno in questo lavoro è stato fatto, per cui per me rappresenta una scuola fondamentale nel mio percorso insomma, di attività nel mondo del legno, per cui le ho viste certo, tutte. certo, certo. Diciamo che deve anche capitare un'occasione così di poter avere a che fare con una struttura storica, ecco, con cui ci si può cimentare, da cui si può imparare molto da quanto tu hai detto. Ma queste Sì, problematiche, abbiamo cercato anche di poterla calcolare questa struttura e non siamo stati in grado. E quindi è stato deciso di rifare i pezzi così com'erano, senza far calcoli strutturali, perché non era possibile farli. Cioè, il modello era certo, così complicato che abbiamo lasciato sì, sì, perdere. sì, chiaro, chiaro. Quindi alcune parti sono state semplicemente pulite, ripulite, ripristinate, altre sono state sostituite laddove erano troppo... Altre purtroppo sono state sostituite con il sovrintendente. Volevamo capire se lasciarle di colore chiaro o se dargli un colore scuro. Alla fine Ah, diventava un po' un'arlecchinata lasciarle chiare, per cui è stato deciso di dare comunque un colore scuro anche alla parte che andavamo a sostituire. È chiaro che la certo, parte nuova, quella vecchia, si vede. Dopo, quando è stato ricoperto tutto, abbiamo, invece di posare direttamente il manto in piombo sopra la struttura in legno, in larice, che comunque anche il larice prima o poi degrada, sì, è stato posato uno strato di tavolo in larice, è stata messa una doppia membrana traspirante e sopra è stato posato un altro manto in larice con un'altra membrana traspirante per cercare di allungare i tempi di degrado del legno, che comunque prima o poi avverranno, perché non siamo riusciti a ventilare ovviamente questa struttura. certo, certo. Ancora Quindi voi 20-22. siete comunque riusciti ad allontanare gli elementi di degrado, ovvero gli insetti che avevano fatto insomma le tane e i nidi, quelli lì in teoria non dovrebbero esserci più. Ma no, gli insetti attaccano a prescindere, perché Ah, comunque noi non siamo stati in grado di capire, il legname è stato comprato da una ditta molto seria dell'Alto Adige, sì, no, la certificazione del taglio del materiale sicuramente non ce l'hanno data, per cui io non so quando è stato tagliato il materiale. Come dicevo prima, ok. per garantirsi bisognerebbe comunque lavorare con materiale tagliato in un determinato periodo dell'anno, ma allo stato attuale della nostra industria, cioè, non credo che sia possibile, altrimenti cioè, il materiale avrebbe un costo così elevato che- Certo, certo, certo. Ma e questo tipo di degrado che voi avete trovato in questa struttura storica è un degrado che può ritrovarsi anche negli edifici più recenti? ma Cioè, sicuramente, certo. Sì, cioè, sì. la tana, l'insetto che fa il nido, cioè, lo si può ritrovare anche in una casa di recente costruzione. Sì, io, mio malgrado, mi sono un po' appassionato agli insetti, nonostante ribrezzo che ho. E allora ogni tanto mi chiamano per chiedere che tipo di insetto è e come Ah, ok. mandarlo via dicendo. E la figura più bella l'ho fatta una volta che mi hanno chiamato in una villa che era stata ristrutturata e mi dicevano siamo attaccati da questi insetti, mi avevano portato le bustine con dentro l'insetto. Io ho detto non preoccupatevi, lo risolvo in una settimana e, e praticamente erano formiche con le ali, quindi cioè, se ne andavano queste dopo una settimana, non perché ho fatto qualcosa.
però a seconda del tipo di insetto bisogna capire come poi operare per riuscire a liberarsene, ovviamente, perché ci sono gli insetti lignivori e insetti non lignivori, cioè la formica fa il nido ma non è che mangia il legno, e Ok, quindi chiaro. si procede in un modo. Poi c'è il più pericoloso per le nostre abitazioni è il capricorno delle case. E quello è Mm. pericoloso perché non è come eh, cioè fa delle gallerie molto profonde e quindi si rischia, è sotto la prima pellicola del legno, quindi si rischia che proprio il legno sia tutto scavato e all'apparenza magari la trave sia bella sana, no? Sì, sì, E sì. allora lì bisogna stare a vedere se ci sono segature per terra, se si sente Rumore. il Sì. rumore, che non è, dicono che non sia il rumore del tarlo che mangia il legno, o anzi del capricorno che mangia il legno, dicono che sia un richiamo amoroso del maschio nei confronti della femmina, tra l'altro. E Anche allora quello. queste cose, vedere se ci sono eventuali attacchi. Poi è chiaro che quando vedo i fori di uscita significa che lì l'insetto se n'è già andato. Devo verificare che non ce ne siano altri, ovviamente. Anche perché comunque le Certo. larve vivono anche fino a 7 anni dentro il legno, per cui magari io per anni non me ne accorgo e me ne accorgo quando il legno magari è già tutto mangiato. Ho capito, va bene. Grazie per per questo approfondimento scientifico su cui magari non ci si sofferma molto perché si pensa che riguardi solo le strutture vecchie come, o storiche o antiche e non si pensa che invece possano essere problemi purtroppo attuali di case realizzate da poco. Io però prima Soprattutto di... le api attaccano anche subito. Ecco, sì, ok, anche la casa appena fatta, chiaro. E prima però di salutarci, mentre parlavi appunto del restauro di questa copertura, è arrivata una domanda che si riferiva ancora alla villa. È una domanda sempre molto tecnica che riguarda la platea calda. Per realizzare una platea calda, la persona chiedeva quanti centimetri di vetro cellulare servono, presumo lo spessore, chiaramente. Cioè c'è un dato oppure È un calcolo termico che si fa, diciamo che in questa casa abbiamo messo 30 centimetri costipati. 30 Ovviamente centimetri sì, una costipati? Ok. volta costipato, quindi erano immagino quasi 40 prima di costipare, perché poi si vibra il materiale, questo appunto si abbassa, si costipa e 30 centimetri più D'accordo. o meno avevamo raggiunto il valore che avevo indicato prima nella slide, che adesso non ricordo, ma insomma, Sì, 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 diciamo che sì, poi buono. verso il terreno, se ha un vantaggio invernale, sicuramente ha uno svantaggio estivo, no? Perché il terreno in realtà dal punto di vista estivo potrebbe, se la platea è fredda, mi può dare, siccome più o meno sotto casa io ho sempre dai 12-14 gradi, l'estate mi dà un vantaggio per lo freddo, però dal punto di vista invernale questo è uno svantaggio. Certo, certo. L'ultimissima domanda che è arrivata mentre parlavamo di questa cosa della platea e che invece recupera la questione degli insetti e una persona chiede come si combatte il capricorno delle case, se c'è un modo. Sì, ci sono degli appositi veleni, Veleni. Mm. purtroppo. Sì, a me dispiace dirlo perché io sono vegetariano, per cui non vorrei uccidere gli animali. No, liberarsi del capricorno delle case è abbastanza complicato anche per un insetto grande ed è anche brutto da vedere. Chiaramente se ti cade sul letto, sul comodino, non Non è è molto bello, piacevole. no, infatti. E sono veleni a base di permetrina o altri comunque Sì, similari. sì, 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 sostanze chimiche comunque, Poi insomma, li niente vendono, di... insomma, sono già... È chiaro che se io ci vivo dentro casa diventa complicato perché poi posso fare la fumicazione, però ci sono Ah, anche chiaro, se ho un mobile, posso fare il microonde, ma se è una trave in legno, cioè si sì, può anche fare la fumicazione, però devo liberare la casa. sì, Sì, sì. però qui bisogna andare da chi fa questi tipi di trattamento per chiedere qual è, cioè, in una determinata situazione, qual è l'operazione migliore da fare. Certo, certo.
Va bene. Andrea, io ti ringrazio molto perché abbiamo toccato molti argomenti che sono magari anche corollari in un qualche modo alla progettazione, così, di un edificio in legno, che sono andati anche oltre quelli che sono i nodi, i dettagli tecnologici e come si pone, come si mette la membrana piuttosto che come si fa il tetto verde. Però erano comunque estremamente interessanti perché non è così semplice trovare persone che sappiano di queste questioni. Quindi grazie a nome anche di chi ci ha ascoltato e grazie a nome di Elicom per averci permesso così di condividere anche le tue esperienze maturate poi nel corso degli anni. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche questa settimana, vi do appuntamento alle prossime settimane e vi invito a vedere, come si vede anche dalla slide che è presente, vi invito ad andare a visitare il sito di Edicom Eventi per poter vedere quali altri webinar, quali altri eventi mettiamo a vostra disposizione. Ancora un ringraziamento all'architetto Andrea Zambon e auguro a tutti una buona serata e a presto.